quali sono le misure economiche a sostegno delle imprese. Abbiamo voluto raccogliere più velocemente possibile, in attesa di grandi provvedimenti del governo, se mai verranno, il grido dolore del nostro tessuto economico, che è un tessuto per la grande parte fatto di piccole aziende, di piccole realtà, e hanno subito sofferto dei problemi di cassa dovuti comunque a una contrazione dei consumi, una contrazione anche del movimento delle persone. Quindi complessivamente abbiamo stanziato 7.200.000 euro, alcuni sono dedicati a settori tipo la cultura, lo sport e anche il commercio ambulante, che presuppongono un muoversi delle persone, cosa che si è un po' rallentata, e poi una parte significativa verrà articolata in leva finanziaria con le banche, quindi speriamo di arrivare ben oltre i 5 milioni e mezzo che rimangono per tutto il mondo del turismo, del commercio e dell'artigianato, che ha bisogno veramente in questa fase di una prima aspirina, e poi vedremo, ti aspetteremo col governo di avere cose molto più significative. Direi che il periodo dell'austerità espansiva è finito, adesso bisogna investire pesantemente. Avete già convocato un tavolo di crisi, ce ne sarà un altro la prossima settimana. Quali sono le richieste che avete avuto più, diciamo, più forti? Abbiamo giovedì fare un altro incontro, cominceremo magari a scrivere qualcosa, ma sono cose anche abbastanza scontate. Noi purtroppo in Liguria di tavoli di crisi è la quarta volta che lo convoco, quindi più o meno abbiamo una certa esperienza. Le richieste sono forti, sono innanzitutto di un sollievo finanziario, quindi una sospensione di tutti i termini di pagamento delle imposte, degli acconti e dei mutui, cosa che noi abbiamo fatto con Fissa, confermando la sospensione fino a fine anno, fino al 2020. E poi ci dovrà essere una fase successiva di rilancio, che vuol dire da un lato rilanciare la domanda, più soldi in tasca alle persone alleggerendo le imposte, e poi una grande stagione di investimenti in infrastrutture logistiche, l'Agronda, il Terzo Valico, il tunnel della Fontana Buona, in Liguria ne abbiamo centinaia, e anche su strutture non logistiche, io penso a ospedali, scuole, università, che sono 30 anni che cadono a pezzi e nessuno fa niente. Ci sono dei criteri stringenti per le imprese che possono richiedere questi aiuti? Non abbiamo ancora declinato i bandi, però cercheremo di tenerli più larghi possibili.